Procediamo subito con la premiazione della categoria SM60. Premia il presidente del comitato FIDA al Trentino, Giorgio Malferra. Al terzo posto, Danilo Robolo. Cristian, dai, Cristian, dai! Bravo, Cristian! Anche con la premiazione della categoria SM70, dopodiché spazio alla gara dei ragazzi. Allora, premiazione SM70, terzo classificato per l'Unione Sportiva Cerbis, Giuliano Posto, Giuseppe Signorelli dell'Atletica Team Loppio, Nassi della Ponte Lungo di Bologna. E dopo l'applauso per la premiazione, applausi per il passaggio davanti a tutti, ed è Massimiliano Berti Marchese, e poi per il Cerbis Alex Ceschi. Primo giro percorso all'ultimo a cercare di dare la sua legge e il suo ritmo. Vedremo poi se riesce a tenere nel seguito del percorso e il sulla parte più impegnativa, la salita. Vediamo sulla salita più impegnativa, se ne va. Berti, vediamo, si fa largo Ceschini per il Cerbis, ricordiamo Berti Valchiese. Ormai sono negli ultimi 120 metri del percorso, ecco qua Berti all'arrivo, Massimiliano Berti Valchiese ancora la forza per sprintare. I nostri applausi sono anche per Alex Ceschini, che si aggiudica la seconda piazza di questa gara ragazzi, e per la terza a completare il podio Cristian Angeli della Val di Non e il Sole. A te Loris per la prossima premiazione, se siamo pronti. Sì, allora vediamo se si avvicinano al palco della premiazione le prime tre classificate della categoria SF35. Per cortesia salire sul palco Doris Weinsteiner, Lucia Postingel, Inge Giuliani. Corrompere le ultime conferme, come chiamiamo anche incorrompere le conferme, la categoria cadetti. Ricordiamo che dagli allievi in su serve il cartellino FIDA o un documento di riconoscimento. Eccole qua le cadette, i ragazzi scusate che stanno arrivando, ovviamente distanziati dagli altri, ovviamente come dicevamo la distanza fa giustizia e quindi ognuno con la sua fatica arriva al traguardo. Prossima gara dicevamo le cadette, 37 partenti, quindi molto stabile il numero delle concorrenti quest'oggi nelle gare giovanili, stiamo utilizzando anche i cadetti di più. Siamo pronti allora per la prossima premiazione. A conclusione delle gare dei Senior Master 60 e oltre dobbiamo corrompere le ultime conferme, come chiamiamo anche incorrompere le conferme, la categoria cadetti. Ricordiamo che dagli allievi in su serve il cartellino FIDA o un documento di riconoscimento. Eccole qua le cadette, i ragazzi scusate che stanno arrivando, ovviamente distanziati dagli altri, ovviamente come dicevamo la distanza fa giustizia e quindi ognuno con la sua fatica arriva al traguardo. Prossima gara dicevamo le cadette, 37 partenti, quindi molto stabile il numero delle concorrenti quest'oggi nelle gare giovanili, stiamo utilizzando anche i cadetti di più. Siamo pronti allora per la prossima premiazione. A conclusione delle gare dei Senior Master 60 e oltre dobbiamo